è andata questa donata? Bene, per no. Per gli altri non so. La Dunata Nazionale degli Alpini di Genova si è conclusa, ma l'entusiasmo delle penne nere non si ferma nemmeno sulla via di rientro, come testimoniato dalle voci del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto raccolte dall'autogrill di Trebbia, in provincia di Piacenza. Penso che sia stata una bella dunata, abbiamo trovato anche della gente che ci ha aiutato nel senso ospitale, perché ci davano una mano anche sui trasferimenti, autobus, indicazioni. Sicuramente è stata una bellissima sfilata, a parte la pioggia perché l'abbiamo presa veramente tutta, però è stata una cornice veramente meravigliosa. Il giorno dopo abbiamo visto una bellissima foto che era stata ripresa dall'alto, no, dal ponte che sovrasta il centro di Genova, e si vede proprio la nostra sezione sfilare in mezzo a questi palazzi. Anche accolto molto bene, specialmente in zona dove eravamo noi, ci hanno dato luce, acqua, tutto quello che ci serviva. A Genova, ottima accoglienza, bella partecipazione e un momento importante per ribadire ancora una volta i valori riassunti dal cappello con la penna nera. Io ho fatto ottavo 86 all'Orobica, quindi sono uno dei pochi che non sono della Giulia. Sì, perché a occhio direi che sono un po' fuori tempo massimo per il servizio militare, però a Romance sì, ho fatto il mio servizio. No, io ero addetta alle pentole. Polizia, non far da mangiare, solamente polizia. Mentre lei dove ha svolto il servizio? Decimo 97 a Venzone, nel battaglione Tolmezzo. Divertito, immagino. Sì, magari rifarlo. Tornando a Ur, come si dice.